Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè e la sua amministrazione in questi giorni ha avviato dei lavori di diserbamento in ogni angolo della città, provvedendo anche a tappare le strade cittadine onde evitare incidenti. In via Dante in particolare da qualche tempo sono comparse delle vere e proprie trappole sia per i pedoni che per i ciclomotori, con quest'ultimi costretti a frenare di botto per evitare gli avvallamenti del mando stradale. In passato si è registrata anche qualche caduta accidentale, ma fortunatamente tutto si è risolto con un grande spavento. Adesso i residenti della Via Dante gridano a gran voce l'intervento del comune per ovviare prontamente a questi problemi. Un altro problema che priva l'importante arteria di importanti posteggi è la lunga recinzione che persiste da anni. A dire il vero, dopo anni di burocrazia erano stati appaltati ed iniziati i lavori di recupero, ma sono subentrate delle inaspettate novità. Durante i lavori di consolidamento del muraglione tra via Dante e via dell'Annunziata, dietro ad una parete in tufo è stata trovata una cavità, i cui resti fanno pensare che si trattasse di una grande fornace medievale destinata alla produzione di ceramica da mensa. Il problema è che da qualche tempo sono stati fermati i lavori, avviati dopo anni di burocrazia, in attesa dei dovuti accorgimenti espletati dalle Ferrovie dello Stato in collaborazione con la Soprintendenza dei Beni Culturali per garantire la conservazione del ritrovamento. Adesso si apprende che tra le varie ipotesi si ipotizza una copertura in vetro per renderne visibili i resti in prospettiva di uno scavo futuro.